Sono passate poche ore dall'apertura del nuovo tratto della strada pedemontana veneta e la strada è già utilizzata da molti automobilisti, da molti trasportatori. Non c'è ancora quello che può essere definito il traffico delle grandi occasioni, quello si vedrà in futuro, perché lo ricordiamo, l'apertura di questo periodo riguarda il tratto fra Bassano Ovest e Malo. Manca quindi tutta la parte verso la Marca, verso la provincia di Treviso, e manca naturalmente tutta la parte verso Montecchio e Vicenza. Quindi una prima apertura molto importante della quale si vedono già i primi effetti. Il traffico in uscita non è ancora quello sostenuto che si vedrà con ogni probabilità quando l'intera strada pedemontana sarà aperta al transito, ma già si vedono parecchie auto e molti camion uscire dal casello e quindi immettersi nella viabilità ordinaria di Bassano de Grappa e del Bassanese. Restano da capire ancora le ripercussioni sulla viabilità ordinaria di questa apertura parziale della strada pedemontana. Resta da capire infatti se questo tratto aperto potrà togliere già il peso di un traffico a tratti insostenibile per la vecchia Gasparona, per tutta la viabilità del Bassanese, di Marostica, di Breganze. Certo, di strada ce n'è ancora tanta da fare in tutti i sensi, però questo è un primo passo di questo territorio e di tutta la pedemontana veneta verso un futuro sicuramente migliore. Da questo punto si può capire molto bene da dove deriva il nome di questa strada, la strada pedemontana. Il Monte Grappa, l'altopiano di Asiago e più in là ancora le montagne dell'Alto Vicentino e del Trentino guardano a questo nuovo nastro d'asfalto, guardano a un territorio che ne aveva proprio bisogno.